Abbiamo preso il giusto passo e il ritmo preciso per proseguire questo nostro percorso per quanto riguarda gli appuntamenti con Target per la stagione 2018-2019. Siamo già arrivati alla seconda puntata, i riscontri già subito ci sono stati, evidentemente aspettavate questo vostro salotto settimanale che vi porta a conoscenza di fatti, avvenimenti, persone, enti, istituzioni, associazioni, insomma quel variegato mondo che fa grande la provincia di Agrigento sotto diversi aspetti. Anche nella puntata di oggi parleremo di diversi argomenti, spero interessanti e che possano attirare la vostra attenzione per quell'ora circa che abbiamo a disposizione col nostro programma. Ci vedete in digitale terrestre sull'LCN 92 di Televideo Agrigento, su tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e naturalmente sul sito www.televideoagrigento.tv abbiamo la nostra finestra dove inseriamo le puntate che potete vedere e rivedere con più tranquillità negli orari che voi ritenete più opportuni e naturalmente lo streaming agli stessi orari del digitale, ovvero in prima serata il mercoledì alle ore 21 e poi man mano durante il corso della settimana negli orari che voi sapete o che comunque potete anche consultare, e questa è la prima volta che lo dico, non mi era mai capitato. Noi siamo presenti sul settimanale della TV Tele7, proprio tutto il palinsesto di TVA è inserito in quel contesto. Bene, allora andiamo subito a presentare gli ospiti della puntata odierna e vedrete che ce n'è anche uno particolare. Iniziamo con la mia sinistra, lui è Paolo Bunone, è il responsabile provinciale dell'UNCI, Unione Nazionale Cooperative Italiane. Buonasera. Si prosegue con questo bel barbone, lui si chiama Raimondo Collura ed è il responsabile, l'organizzatore, insomma il patron di Visit Aragona. Buonasera. Parleremo di una bella iniziativa che coinvolgerà Aragona ed altre città. Si prosegue con il FAI, il Fondo Ambiente Italia, la grande e bella delegazione del FAI Giovani Agrigento, la rappresentante Veronica Vella. Buonasera a tutti. E poi tre nostri amici particolari, come vi dicevo, e pregherei il nostro cameraman proprio di inquadrarli tutti e tre assieme perché fanno parte di una unica famiglia. Il piccolo si chiama Giuseppe Chiarenza, il papà è Salvatore Chiarenza ed è un allevatore amatoriale di Akita americano, questo splendido esemplare che si chiama Argo. Con lui parleremo proprio di questa particolare razza canina, ma anche di una bella iniziativa di Expo Cinofila che si terrà a Favara. Salvatore, Argo non parla, no? Diciamo che è meglio che non parla. Sì, perché abbaia forte? Sì, diciamo. Però vedo che insomma è un po' avvezzo agli studi televisivi, tranquillo, pulito, sì, nel suo posto. È un buon protagonista, diciamo. Ecco, bravo, parleremo di questo splendido esemplare, Akita americano, una razza non tanto diffusa qui dalle nostre parti. Dalle nostre parti infatti non è molto diffusa, diciamo da qualche annetto inizia a vedersi qualche Akita americano, addirittura il bianco è molto raro. Anche molte persone mi chiedono ma come mai è bianco? È bianco perché c'è anche il bianco, molti non lo riscontrano. Ma il colore ufficiale dell'Akita americano invece? Loro sono bianchi e neri, bianchi e marroni, tricolori. Il bianco è un po' raro, però esiste pure, non è un'anomalia, diciamo, come molti pensano, un difetto di razza. Il bianco è riconosciuto dall'ENGI e tutto, hanno i pedigree e tutto, quindi non è un'anomalia. Giuseppe, tu hai subito accettato questo bel bestione lì a casa tua, prendi il microfono. Sì, subito ti è piaciuto questo cane? Sì. Ma non è un po' troppo grande per te? No. No? Ma ci stai bene assieme, sì? Sì. Ti ascolta? Ti ubbidisce allora, tutto? Sì. Poi insomma ci racconterai questa tua esperienza, so che hai fatto anche qualche concorso, qualche mostra. Sì. Sei tu il suo handler, si chiama? Sì. Che vuol dire? Padrone. Ah, il padrone, quello che lo guida insomma, quello che... Bene. Parleremo di Argo e degli altri amici a quattro zampe. Veronica Vella, insomma, quella sedia ti appartiene, no? È già
In altre occasioni ti abbiamo avuta ospite per parlare del FAI e di queste iniziative di autunno che avete presentato proprio qualche giorno fa. Sì, quest'anno parleremo, in questa sede parleremo delle giornate FAI d'autunno e ci siamo anche incontrati alla conferenza stampa che è stato l'altro ieri, lunedì 8, la conferenza tra l'altro regionale proprio qui ad Agrigento, e parleremo di queste iniziative che sapete a livello nazionale. Il FAI naturalmente sia in primavera che adesso in autunno mette a disposizione non solo i beni FAI ma anche beni di privati per la fruizione e per conoscerli meglio. Poi ci indicherai questo percorso che avete preparato. Dicevo Visit Aragona, Raimondo, che cos'è? Un blog? Visit nasce come pagina Facebook e poi si trasforma in blog e non fa altro che promuovere le attività degli aragonesi e il territorio di Aragona. Su tutto che cosa? Su qualsiasi cosa. No. Noi promuoviamo quelli che sono, diciamo, i siti di fruizione turistica, promuoviamo il territorio, quello che il territorio offre, sia dal punto di vista gastronomico, sia dal punto di vista anche delle associazioni che sviluppano all'interno delle attività magari diverse, cioè associazioni che magari sviluppano attività teatrali, chi si occupa di cortei storici, chi semplicemente, diciamo, di arte o magari di passeggiata a piede o in bicicletta. Insomma, tutto quello che tutto la quello ridente cittadina di Aragona sì. Offre. Sì. Parleremo in particolare di questo appuntamento che è in programma ad Aragona e in altre città. Diciamo che noi siamo, Aragona fa parte all'interno di questo circuito nazionale e siamo uno dei 4 comuni che ha partecipato alla giornata nazionale del camminare organizzato da Feder Trek, che si svolgerà sabato 13 ottobre. E parleremo di queste iniziative, insomma, di quello che voi avete preparato in questo contesto. E un saluto e un grazie della presenza anche a Paolo Bunone. Molti di voi lo conosceranno, lo riconosceranno per la sua grande e decennale attività di sindacalista. Essere responsabile dell'UNCI fa sempre parte un po' del lavoro del sindacato o stai affrontando una materia diversa? Diciamo che è una materia un pochino diversa, ma è sempre lì. Io mi sono sempre occupato di sociale, quindi è un modo diverso, è un approccio diverso. Tu vedi che l'associazione che rappresento non è altro che un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e di tutela delle cooperative. Io ho il settore del sociale, un settore oggi molto penalizzato e massacrato sia a livello nazionale, regionale e locale, perché il welfare va sempre tagliato di più, risorse non ne arrivano. E poi c'è un'altra cosa, che alcune cose sono obbligatorie, tu azienda, tu cooperativa li devi svolgere e i soldi poi si vede. Lì tocchi, lì piglia un punto molto dolente anche per la provincia di Agrigento. Posso dirti che molte società cooperative sono venute a trovarmi. E ti faccio un esempio, per esempio c'è un trimestre, il 4º trimestre del 2017 che non è stato pagato e non si riesce a capire per colpa di chi e perché non viene pagato. Cioè parliamo di 60.000 euro che per una società vuol dire sopravvivere, sì. Vuol dire non andare sotto le banche a pagare quelli che sono interessi pesanti per una piccola società. Prima di parlare di cose brutte, insomma, cose brutte nel senso che purtroppo sono delle criticità, inquadriamo un po' il contesto dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane, Paolo. Ecco, è un'associazione che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa e lì bisogna sicuramente andare ad assistere i bisognosi, quelli che stanno male, il mondo della povertà. Parliamo di anziani, parliamo di un'infanzia di invalidità civili, parliamo di i bambini per gli asili che mancano in questo paese, e allora lì ecco che l'associazione si mette a disposizione per aiutare i giovani e diventa un'opportunità di lavoro ad andare a costituire delle cooperative. Tra l'altro è l'unica associazione che diamo 1.000 euro per andare a costituirla, poi li curiamo e l'assistiamo lungo il percorso fino ad avere i finanziamenti. Tu parlavi di ispirazione alla dottrina sociale della Chiesa, ma permettimi la battuta, una volta le cooperative non erano avanti popolo? No, diciamo che ce ne sono 3 associazioni a livello nazionale, c'è la Lega e poi ci siamo pure noi, ma noi ci siamo sempre ispirati in quel mondo, tra l'altro un mondo che viene anche dal mondo sindacale. Nel 71 l'UNCI veniva costituita dalle ACLI,
che quindi già rappresenta il mondo, e dalla CISL. Poi lungo il percorso le cose cambiano ed oggi diciamo ci sono approcci diversi, ma lo scopo è sempre quello. Lo spirito cooperativistico è presente anche in Sicilia? Sì, devo dirti in questo momento molti giovani stanno pigliando quel percorso. Tu sai che il settore è vasto, per esempio gli ultimi bandi usciti sull'agricoltura, dove i terreni che vengono tolti alla mafia vengono dati e relativi pure contributi per la coltivazione. Vedi per esempio non abbandonare il sud, è un'altra opportunità di lavoro per i giovani, dove tu puoi andare a fare un B&B, puoi andare a fare un panificio, puoi andare a creare un bar, ecco diciamo un'opportunità di aiuto lungo il percorso con tassi molto agevolati. Parleremo anche di questo vostro impegno, diciamo, e di come magari dei giovani possono unirsi e formare una cooperativa, qual è il percorso che devono intraprendere. E a proposito di percorso, Salvatore, com'è che la chita arriva a te o che tu arrivi alla chita, insomma, a scegliere questo cane, questo bellissimo esemplare, lui, ma come razza in genere? Beh, diciamo che ho sempre avuto la passione per i cani, per la cinofilia, ma in particolare mi sono sempre avvalso del cane così possente, un cane, diciamo, anche loro sono testardi. Io ho sempre allevato il pastore tedesco, diciamo, un cane da guardia, un cane super, però con loro devi un pochettino fare un passo indietro perché sono testardi, quindi se tu ti metti a voler fare il padrone, proprio padrone nel vero senso della parola, non ci riesci, non ci riesci, quindi devi un pochettino fare un passo indietro, anche loro fare un passo indietro e cercare di andare in parallelo. Lo devi convincere, insomma. Perfetto, sì, non è facile, però diciamo, nel contesto è un cane... Nel suo ruolo, diciamo, è naturale. L'Akita americano che cane è? Un cane che cosa? Allora, sono cani nordici. Da caccia, da pastore, sì, da vengono compagnia. anche utilizzati da caccia, diciamo, loro sono utilizzati per la caccia all'orso. Ora non perché siano aggressivi, diciamo, che attaccano l'orso, riescono ad essere più forti, questo voglio dire, però riescono tramite il loro coraggio ad intimorire l'orso, e poi i cacciatori naturalmente il bracconaggio riesce a fare quello. Io non lo uso per questo. Qual è la parte del mondo che caratterizza l'Akita americano? L'America? Gli americani, diciamo, insomma, è quello sì, vabbè, l'hanno perfezionato gli americani, poi alla fine infatti gli hanno dato il nome Akita americano, l'hanno perfezionato loro, ma non è nativo d'americano, diciamo. Nasce? In Russia, diciamo, nelle zone nordici, sono cani nordici. Ho capito. E in Sicilia ce ne siete tanti amanti di... Ma adesso sì, adesso si sta iniziando un pochettino a capire che l'Akita è un cane che vale. Al nord, diciamo, proprio il nord, diciamo, no, è pieno, però lo apprezzano di più. Qui da noi un pochettino di meno, però vedo che piano piano adesso a Favara, non per vantarmi, siamo io e altri 2 o 3 ragazzi che avevamo gli Akita, adesso ne vedo qualcuno in più, sì. Anche lui adesso è il genitore di una cucciolata e si inizia a vedere qualche altro Akita in giro, e questo mi fa piacere. Come Akita in generale, non come Akita americano, forse ha contribuito anche il film con Richard Gere, ma quello era un Akita Inu, sì, era un po' diverso. Come è una storia vera, non è un film, è una storia vera di un cane che ogni mattina accompagnava il suo padrone al treno, poi quando lui ritornava dal lavoro ritornavano a casa insieme. Poi il padrone un giorno è morto e il cane tutte le mattine fino al resto dei suoi giorni lo aspettava. C'è questa fedeltà, allora. Sì. Vabbè, come ti ripetevo, hanno tutti i requisiti, tutti i caratteri, diciamo. Ma come hanno accolto in famiglia questa tua passione, insomma? Avere Argo, poi avere anche la mamma, avere i cuccioli. Diciamo che sono stati costretti, diciamo, perché quando hai una passione che riesci a portarla avanti senza trascurare la famiglia e non intaccando, diciamo, la famiglia e rubare il tempo a loro, allora diciamo che l'hanno accolto. Poi lui è un piccolo handler e si diletta, mi aiuta, adesso piano piano inizia a crescere, essere forte, poter portare Argo a spasso, mi aiuta, diciamo. Giuseppe, ma non ti porta lui a spasso, magari un po' troppo forte, troppo grande per te, oppure ti ubbidisce? Mi ubbidisce. Sì? Tu gli dai i comandi e lui li esegue? Sì. Ci vuoi fare vedere un po' se riesci a portare a spasso qui nel nostro studio Argo? Sì. Che dici? Possiamo, non so, impiantare un mini defilé, Arturo? Ce la facciamo? Salvatore? Sì. Possiamo provare? Allora, c'è Giuseppe che con il suo Argo, come se fosse al Best in Show, per far vedere ed apprezzare le qualità del suo cane. Vediamo un po'. Ecco qua, portalo verso di me magari. Forse lo studio televisivo lo impaurisce un po', Salvatore, no? No, vabbè. Le luci? Vieni? Allora, ecco qua.
Bisogna mantenere che cosa? Un ritmo, un passo, Salvatore? Innanzitutto il conduttore deve stare a sinistra e poi non andare veloce, non andare piano, un'andatura diciamo in cui il cane fa la classica sgambettata, diciamo. E lui è riuscito a convincere qualche giudice, Argo? Argo non lo utilizzo proprio per le sfilate, no. abbiamo altre due cucciole che hanno 10 mesi ormai, sono di buon sangue, infatti il fratello di queste due cucciole a Marsala ce l'ha un nostro amico del miglior giovane nazionale. Ha partecipato all'Engi Winner di Milano a giugno ed è il miglior giovane nazionale. Bravo. E le altre due sono le sue sorelle che ce l'abbiamo a casa noi. Amici miei, com'è il vostro rapporto con gli animali e con i cani in particolare? Paolo? Io sono un amante dei cani, io ho 4 cani a casa. Addirittura. E tra l'altro 2 piccoli che stanno in appartamento con noi, che sono bellissimi e stupendi per la gioia di mia moglie. E poi io ce n'ho uno con gli altri miei figli, con i 2 miei figli, i 3 miei figli, che è un tibetano. È un bel cane, insomma, molto possente, tibetano non me lo so, molto possente, molto grandi, ma sì. molto ubbidiente, devo dirti, molto attento e un buon guardiano. Quindi Hanno i cani, bisogno di molta cura, sì. Molte cure, Attenzione, tra l'altro tutto. controllati spesso, fatti lavare spesso, aggiustati spesso. I cani, oggi avere un cane, te lo può dire lui, è costoso. Mantenere un cane, se lo vuoi mantenere davvero, ed io in particolar modo i cani che tengo a casa costano, però i cani si dice che sono l'amico migliore che un uomo possa avere. Raimondo, invece tu? Io sono un istruttore cinofilo Ecco. con me capita, diciamo, è capitato bene. Io ho partecipato anche a diverse ricerche di persone scomparse, nonché l'ultima quella delle Maccalubbe dei bambini, che poi sono comunque, sappiamo come è andato a finire. E io sono un addestratore. Possiedi anche dei cani? Io ho 2 pastori tedeschi per la ricerca in superficie e la ricerca in macerie. E abbiamo attivato un progetto sperimentale per istruire, diciamo, sia il personale che i cani per la ricerca trascematiche e resti di cadavere. Nell'immaginario collettivo il pastore tedesco è il rindindin. Noi utilizziamo i grigioni, utilizziamo i pastori tedeschi grigioni, che non sono proprio originali, sono dei cani, diciamo, più rustici, meno raffinati, magari anche meno belli da vedere, però è un cane comunque che dimostra di saper, diciamo, lavorare bene. Infatti, Sì, certo, nell'immaginario collettivo, dicevo, noi avevamo il pastore tedesco, il rindindin, il solito Rex, il Rex, diciamo. insomma. E noi utilizziamo quelli più rustici, quelli più, diciamo, un po' meno magari coloriti, come il pastore tedesco, hanno il pelo magari un po' più rustico. Però hanno fiuto sicuramente. Però hanno, diciamo, come il Labrador, hanno una ghiandoletta etmoidale abbastanza sviluppata, riesce a trattenere bene il senso olfattivo. Quindi anche le diverse tipologie di razze di cani devono essere impiegati per diverse cose. Dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa col cane. Per esempio adesso vedete la Guardia di Finanza utilizza il pastore belga, Malinois, quelli maschera d'acciaio, perché a parte il fatto che sono indistruttibili, poi sono molto leggeri, sono molto agili e sono dei guerrieri, propri guerrieri. Li utilizza anche la polizia, come l'antisommossa, prima utilizzavano il Rottweiler, il pastore tedesco. Io a Lipsia ho visto anche gli schnauzer della polizia. Lo schnauzer quello nero alto, è ancora tutto più spinoso, rustico. insomma, Sì, poi loro hanno diverse, il Labrador si utilizza molto, ora il Border Collie pure, anche per la ricerca di persone scomparse, in ricerca in superficie e macerie. Vedete i Vigili del Fuoco che utilizzano molto il Labrador, il Golden Retriever, il Border Collie, sia a pelo corto che a pelo lungo. Sono cani molto dinamici, il cane più c'è il Terranova pure che è un bagnino, è un Baywatch. Sì, il cane più mangione è, più è facile da addestrare, giusto? Più mangione, più reattivo è. Questi sono cani un po' più tranquilli, poi sono cani che qui comunque d'estate soffrono molto, sono abituati a climi diversi. Più rigidi, certo. Infatti, insomma, forse il fratello Akita Inu, molto più sottile, molto più slanciato, soffre di meno. Questi sono un po' C'è sofferenza, Salvatore? Agosto a 40 gradi bisogna però basta dare i dovuti accorcimenti, farli uscire nelle ore magari la sera, in tardo pomeriggio, naturalmente lo soffrono il caldo, non è che... Veronica, lo guardi con paura, no? No, assolutamente, lo ammiro, no, è bellissimo, no, anch'io un amante degli animali ovviamente, in particolare dei cani perché ho avuto occasione tra l'altro di crescere con dei cani, insomma mio padre ha sempre avuto dei cani e dopo io in prima persona ne ho avuto, quindi sicuramente non ho paura, anzi li ammiro.
Il complimento No, ha sentito. niente. Bene, e mentre allora ritorniamo Veronica con il FAI, dicevamo le giornate d'autunno che un po' ripercorrono lo stereotipo e lo standard delle giornate FAI di primavera, ovvero la promozione delle nostre bellezze, visite guidate, percorsi nuovi e a volte anche dei veri e propri siti che forse ci siamo dimenticati che esistono. Che cosa succederà con le giornate FAI Esatto. d'autunno ad Agrigento? Allora, intanto da sottolineare che la differenza con quelle di primavera è proprio il fatto che vengono realizzati da noi giovani, dal gruppo giovani, quindi da quei giovani dai 18 ai 35 anni. Sì, in genere appunto apriamo dei luoghi che sono generalmente chiusi al pubblico o che sono poco valorizzati. In particolare quest'anno seguiremo, in accordo con il tema Salva l'acqua, abbiamo ideato un percorso che si intitola L'acqua e la storia. Stiamo vedendo le immagini esatto, della questa della presentazione conferenza che avete regionale, fatto, appunto sì. perché abbiamo l'opportunità, adesso il nostro capodelegazione diviene presidente regionale, quindi questa è stata sicuramente una fantastica occasione anche per Agrigento, un momento di visibilità per organizzare la conferenza per l'intera Sicilia proprio nella nostra città. Abbiamo presentato sicuramente anche la nostra edizione locale, a parte tutte le altre regionali, la nostra dicevo che è proprio questa dell'acqua e la storia. Abbiamo ideato un percorso per le vie del centro storico, dove si avrà l'opportunità di visitare dei luoghi che sono appunto legati principalmente all'acqua e in genere poco valorizzati o chiusi al pubblico. In particolare avremo due percorsi. Si partirà dal complesso dei Padri Liguorini in via Duomo, questo è veramente una chicca quest'anno perché è uno di quei luoghi veramente sconosciuti, devo dire quasi alla cittadinanza. Ecco, invece stiamo vedendo subito sullo schermo la cisterna, invece il serbatoio comunale Itria, che era sui resti del castello medievale. Anche questa è una chicca quest'anno, ed in particolare la camera di manovra verrà aperta appunto al pubblico e avremo modo di spiegare la distribuzione idrica per l'intera città, l'importanza storica che ha questo luogo. Insomma, le giornate, prima di diventare giornate, hanno dietro forse dei mesi di studio e di ricerca, assolutamente, no? Ricerche in archivi, in biblioteche, con veramente squadre, numerosissimi ragazzi, tra cui anche me, appunto, che ci mettiamo in queste biblioteche a cercare delle informazioni che sono veramente difficili da trovare. Per esempio abbiamo dei posti che sembrano comuni, che apriremo, come per esempio il Palazzo della Camera di Commercio, apparentemente si conosce, invece scavando appunto in profondità si vanno a trovare delle informazioni che sono veramente straordinarie e che poche persone conoscono. Per cui abbiamo anche questo entusiasmo di poter spiegare tutto ciò che abbiamo trovato in queste biblioteche, in questi archivi e di far vedere con occhi diversi forse agli agrigentini stessi i beni che hanno nella propria città. C'è stato naturalmente un importante balzo in avanti del FAI Agrigento, lo avevi proprio tu accennato prima, che l'avvocato Taibbi adesso insomma è a capo della delegazione regionale. Presidente regionale adesso. Evidentemente avete lavorato bene. Benissimo, insomma. infatti ciò che proporrà sicuramente il modello Agrigento, tra virgolette, da portarlo ed estenderlo proprio in Sicilia. Questo modello è ciò che trasmette a noi prima come giovani, noi per primi, è proprio questo modello, questa stretta collaborazione tra associazioni ed istituzioni, con la società civile, questo è un importantissimo lavoro. Degli esempi sono sicuramente l'abbattimento dell'ecomostro sulla Scala dei Turchi, dove l'associazione, appunto le associazioni, la fondazione, le istituzioni lavorano insieme per far sì che finalmente si liberi questa bellezza. Questa settimana Licia Colò in Niagara. Esatto, infatti eravamo ovviamente felicissimi, proprio perché grazie a questo lavoro adesso la Scala dei Turchi diventa veramente la bellezza si libera, adesso tutto il mondo punta i propri riflettori su questo luogo, per cui non possiamo per non parlare anche poi felici. del Giardino della Colimbetra. Insomma, il Giardino della Colimbetra è diventato la ciliegina sulla torta non solo del FAI agrigentino ma del FAI nazionale, no? Esattamente. Adesso I numeri vi infatti danno ragione. Assolutamente, questo ci sono voluti ovviamente anni di duro lavoro, ma adesso sicuramente è un vero e proprio paradiso terrestre e ne danno credito sicuramente tutti i visitatori. Ritorniamo a questo percorso dell'acqua, possiamo definirlo percorso dell'acqua? L'acqua e la storia, sì. Allora, quindi questi due percorsi, partiremo come dicevo dal complesso monumentale dei Padri Liguorini, quasi sconosciuto devo dire, comunque soprattutto per i giovani è veramente un luogo sconosciuto. L'adesione insomma è libera, no?
L'adesione è libera, però queste sono delle giornate che vengono fatte per la raccolta fondi, per la raccolta fondi, appunto in seno della campagna. Non è che si paga ma si dà un contributo. Un contributo, insomma, proprio perché in seno di questa campagna ricordati di salvare l'Italia. Questa è una campagna nazionale che indice appunto il FAI per l'intero mese di ottobre, dove sicuramente sollecitiamo non solo a lasciare un contributo, ma di iscriversi ovviamente al FAI, avendo una riduzione nelle varie quote, una riduzione di 10 euro. E soprattutto lo dico ai più giovani, con soltanto 10 euro potete iscrivervi al FAI, e questo significa sostenere il FAI, sostenere la bellezza, sostenere la salvaguardia, il patrimonio storico, artistico, culturale. E chi più di noi agrigentini vediamo dove finiscono i soldi, perché abbiamo appunto, come diceva lei, la Colimbetra per esempio. Diciamo, il percorso che cosa propone? Cosa oltre prevede? Naturalmente a spiegare le cose che noi vedremo, ecco. Bene, il percorso prevede appunto questa apertura straordinaria dei posti, e quindi cerchiamo di anche sorprendere in qualche modo i visitatori, gli agrigentini e non solo, di aprire queste porte della bellezza. Per esempio, lei è mai stato al complesso monumentale dei Padri Liguorini? Ha mai visto questa casa museo? Esattamente, è questo che noi cercheremo di fare, farle scoprire qualcosa di nuovo e del suo territorio, e attraverso questo per esempio scopriremo più di un secolo di pittura siciliana, e scopriremo sicuramente tante altre cose, e in più analizzeremo punteremo un po' più l'attenzione su questo tema dell'acqua, che oggi è veramente un bene prezioso su cui fare molta attenzione, da usare in maniera molto più coscienziosa, e quindi anche un modo per voler sottolineare questo tema importante, quindi vedere l'acqua quasi come un bene storico, artistico, culturale, come noi lo trattiamo appunto tutti gli altri monumenti. Mi ricordo delle giornate FAI di primavera degli studenti delle scuole che facevano da Cicerone. Succederà anche questo in autunno? No, quest'anno no, perché per le giornate FAI d'autunno saranno principalmente sono i giovani tra i 18 e i 35 anni. Quelli che già fanno parte del FAI. E invece questa volta accoglieremo noi gli studenti, quindi cercando di appunto gettare questo seme in loro dalle scuole medie, chiunque voglia partecipare, però sicuramente i giovani puntano principalmente sui giovani per mostrare queste bellezze, perché chissà un giorno anche loro saranno con noi nel nostro gruppo, nella delegazione. Continueremo a parlare di questo argomento che vedo e reputo interessante, anche perché, come dicevo, noi sappiamo dell'esistenza di qualcosa e basta, e poi solo genericamente come nasce, come si sviluppa, che cosa rappresenta, è sicuramente bello sentirlo. Ritorniamo a Raimondo, il suo Visit Aragona, dicevi che abbraccia un po' tutto quello che di buono il tuo territorio offre. Per esempio, se ti chiedo una classifica di 3 cose, anche se non è classifica, ecco, chiamiamola così, di 3 cose che secondo te potrebbero richiamare lo straniero a venire ad Aragona. Allora, giorno 8 di ottobre c'è stata l'apertura del museo Modia, della cripta, dove all'interno c'è la reliquia della Sacra Sindone, per esempio c'è una reliquia della Sacra Sindone. Poi abbiamo alla Chiesa Madre, al Museo di Cesano, poi abbiamo il bellissimo Palazzo Principe, poi abbiamo il centro storico. Infatti il percorso della giornata nazionale del camminare inizia alle 16 sabato 13 ottobre, per chi volesse comunque farsi questa passeggiata. Partiamo dalla via Roma, dove c'è la botte del Pellegrino. Avete visto sulla pagina Facebook del Comitato Magnania Francigena c'è questa botte sempre fotografata con questi pellegrini che arrivano dove vanno a mettere il timbro su questo, e vanno a lasciare una dedica sul registro che è nella sede del Comitato. Partiamo dalla botte del Pellegrino, tutta la via Roma, ci mettiamo nella via Garibaldi fino ad arrivare via Mazzini, piazza del Carmine, poi ci incamminiamo verso piazza Umberto I, dove a destra abbiamo il Palazzo Principe, di fronte c'è la chiesa del Rosario e a sinistra c'è la scalinata dove c'è la cripta che contiene la reliquia della Sacra Sindone. Al palazzo si può fare la visita al palazzo, sarà, come diceva lei, saranno aperte le porte del palazzo, apriremo le porte un attimo mi è caduto il microfono, ecco, apriremo le porte del cripta, del Palazzo Principe, della chiesa del Rosario, poi seguiamo, andiamo a vedere la piccola chiesa della Mercede, e poi alla siciliana, scendendo Chiano e Petitti, ci mettiamo nella via Baldassare dei Naselli per poi
risalire verso Piazza Matrice. Questo è il percorso che offrite voi, Questo ma è il percorso. volevo farti fare un passo un po' indietro, Sì. cioè come nascono proprio queste giornate nazionali Allora, del camminare. il comitato, io sono portavoce oggi, diciamo, questo evento è patrocinato dal Comune di Aragona, dagli amici, diciamo, del Cammino Frangigeno e dal Comitato Magna Mia Frangigena di Aragona, che si occupa dell'accoglienza di questi pellegrini che arrivano, partono da Palermo, seguendo comunque le tracce della Magna Mia Frangigena, arrivano fino ad Agrigento. Noi ad Aragona li intercettiamo, il comitato li intercetta, li accoglie, gli fa visitare quelli che sono i beni di fruizione turistica e poi loro seguono il cammino verso Agrigento passando per Ioppolo. Ma se Come il nasce? cammino di Santiago di Compostela è un cammino spirituale, no? Anche questo, anche questo è un cammino anche questo spirituale, nasce sì. come cammino spirituale, la Magna Mia Frangigena nasce come percorso, diciamo, anche commerciale, che segue, insomma, fin dall'età, non è nato ieri, non è nato neanche l'altro ieri, si parla di questo cammino, diciamo, frangigeno che Quindi alla questo fine era percorso commerciale che adesso religioso diventa cosa? anche. Turistico-religioso, insomma. parte anche come percorso, a parte commerciale, anche religioso, però adesso diciamo che viene inteso come la parte commerciale, diciamo, l'abbiamo tralasciata ed è un cammino religioso e turistico. E il microfono cade sempre. Non lo tengo in mano che è meglio. Magari perché in questo è un periodo, momento In questo ecco, momento sì. Allora, tornando al discorso, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo aderito alla Giornata Nazionale del Camminare organizzata da Federtrekking. Siamo 4 comuni in tutta la Sicilia a partecipare. Allora, all'interno abbiamo inserito altro. Abbiamo inserito la festa del pellegrino, che non fa altro che valorizzare le squisitezze aragonesi, presentando la pasta all'aragonese. Ecco. Questa mi manca. La pasta Io all'aragonese. conoscevo il tagano all'aragonese, la salsiccia all'aragonese. Allora abbiamo cercato di valorizzare quello che sono i frutti del territorio: pistacchio, olio, formaggio primo sale, una pasta particolare trafilata al bronzo. E all'interno di questa festa del pellegrino abbiamo inserito pure altro. Abbiamo inserito il dolce del principe, che è questo cannolo realizzato al Bar Europa, che ha la cialda di mandorla, poi mandorla, miele, ripieno di ricotta con delle piccole gocce di cioccolato. Una variazione sul Una tema, variazione. E poi abbiamo fatto ancora di più. Abbiamo preso la famosissima chiacchiera del bar La Preferita di Aragona, ormai famosa, ripiena di ricotta, e abbiamo aggiunto la granella di mandorle. Ci abbiamo preso tutto quello che il territorio ci offre. Insomma, state prendendo per la Colombo tutti, insomma. Diciamo che ci sarà da divertirsi. Poi abbiamo una new entry che sono i ciceri calli calli, abbiamo chiamato i ciceri saporiti calli calli. Allora, vi rinnovo l'appuntamento, insomma, io colgo l'occasione per promuovere Aragona e gli aragonesi, perché Aragona è un territorio, senza coloro che lo abitano non è niente. Certo. Allora io promuovo gli aragonesi che fanno e che organizzano, e vi invito sabato 13 ottobre alla Giornata Nazionale del Camminare e alla Festa del Pellegrino, perché ci saranno altre sorprese. Abbiamo organizzato, ci sarà una sfilata di moda, una scalinata di fronte al bar La Preferita, dove Max Store presenterà la moda autunno-inverno prêt-à-porter, c'è la portata di tutti, magari, e ci sarà comunque un evento musicale. Questo raggio di azione, insomma. Abbiamo, diciamo, in un momento di particolare situazione economica e finanziaria dell'ente, sapete, il comune è in dissesto economico e finanziario. Dove particolare, insomma, è un aspetto sì, negativo, ecco, non ma noi positivo. gli aragonesi, allora io sono qui anche per dimostrare che gli aragonesi stanno alzando la testa, hanno alzato la testa e stanno reagendo bene. Questo è organizzato dai 3 bar, lo Sperdicchio, Bar Europa, Latino, il comune di Aragona patrocina l'evento. I privati, ecco, si stanno Diciamo che in un modo o insomma. nell'altro stiamo evitando di fare molte chiacchiere, ma di scendere, diciamo, ai fatti, di realizzare qualcosa per valorizzare il territorio. Venite ad Aragona, ti darò ancora perché... occasione di parlare Grazie della tua tante. bellissima cittadina. Ritorniamo a Paolo Bunone e all'Unione Nazionale Cooperative. Dicevi un settore particolare che è quello del sociale. Sì, un settore, ti dicevo, penalizzato dal taglio delle risorse che non arrivano più, ma a questo aggiungerei pure a non fare degli enti locali. Tu sai, i comuni, ecco, piglio la palla in balzo nel dire che il comune di Aragona è in dissesto. Non è l'unico, Favara è in dissesto, Porto Empedocle è in dissesto, Agrigento annuncia che forse andrà in dissesto. Cioè quasi quasi tutti i comuni della provincia, perché vanno in dissesto? Ecco la domanda che dobbiamo farci. E cosa dobbiamo fare per risolverla? Io mi ricordo tanti anni fa si parlava del comune azienda. Se oggi i comuni credono di sopravvivere soltanto con le somme che dovrebbero arrivare e che non arrivano più, e dal regionale e dal nazionale,
no, andremo tutti in dissesto. Guardate che il dissesto aggrava di più la situazione economica dei cittadini, perché il dissesto vuol dire che i commissari che arrivano, la prima cosa che fanno, portano al 100% tutte le tasse. Già ne paghiamo tanti, già non riusciamo a pagare tutte le aliquote al massimo. Ecco, quelle che ci sono. Ma questo, allora parlavo del comune azienda, cosa vuol dire? Un comune dovrebbe attrezzarsi per dire come divento azienda. Le risorse di un'azienda principali sono due, la risorsa umana e la risorsa economica. Per la risorsa umana ritengo che il comune della provincia di Agrigento non si possano lamentare. Chi ha 400 precari, chi ha 300 precari, chi ha 200 precari, da utilizzare, da formare, da inserire, da andare a risolvere i problemi del luogo dove stanno vivendo. E mi piace che tu usi il termine proprio risorsa, certo, e non peso. No, ecco. risorse Perché sono delle risorse. Sono veramente... L'altra risorsa economica, che è di meno, va individuata e indirizzata. Esempio. Ti faccio alcuni esempi per capire come si può cambiare. Il comune ha un costo notevole, per esempio, sui cimiteri, sui locali da costruire, sulle cose da fare all'interno del cimitero. Ebbene, se tu hai dei lavoratori già formati che ti provengono dal settore edile ed industriale, che tu sai che i precari pure sono passati, diventati l'SU e passati poi nei comuni, perché non usare quel metodo? Tu li costruisci e tu li vendi a un prezzo inferiore rispetto a utilizzare altri mezzi. Questo non voglio bloccare le imprese che debbono lavorare, no, vuol dire che il comune diventa azienda. La questione dell'illuminazione, per esempio, che è un altro settore importante dei cimiteri, dove si possono fare i soldi, perché no iniziare a ragionare che nei tetti mettiamo i pannelli solari e vendiamo pure l'energia, e sono risorse che vanno per diminuire le tasse, non per fare altre cose. Perché non la farmacia comunale? Un altro settore importante. Le farmacie oggi guadagnano, si lavora, perché non? E perché non te ne potrei dire, ma così tante, l'intervento nelle strade, quelle immediate, della buca, c'hai il personale, lo formi, sta attento sull'assistenza, l'assistenza domiciliare, l'assistenza all'anziano, che oggi diventa necessità essenziale per una famiglia. Oggi non si può assistere più l'anziano, diventa un peso, ma è un peso che turba l'essere umano, che il proprio familiare non lo puoi assistere. Ecco, allora tu comune hai i locali, formati il personale, fai una cosa, riduci i prezzi e lo apri, chiaro, e così potremmo ancora continuare. Se questa logica non la mettiamo in atto, secondo me arriveremmo che l'occupazione non ci sarà più, perché nessuno offre più l'occupazione, la devi creare. Per creare l'occupazione, ecco, poco fa, dicevi i privati. Io parlo per un comune che è il mio comune, il comune di Favara. Beh, guarda, molti privati hanno deciso di alzare la testa e stanno investendo e stanno chiedendo contributi e chiedono finanziamenti, ma il comune di Favara inizia ad avere tanti bar, tanti posti di ristoro, le pizze, diventa un comune di riferimento. Certo, mi auguro che continui questa cosa, perché poi bisogna andare al ristorante e ci vogliono le risorse. E con però le tasse come la ruota che gira, no? E con le tasse che paghiamo che va avanti. credo ci siano grandi difficoltà. Ma tu vedi rosa o vedi nero, Paolo? Guarda, io nella vita voglio vedere sempre rosa, però se non c'è l'impegno, ognuno di noi faccia quel piccolo che deve fare, come quella goccina che riesce a rompere la pietra degli anni, noi secondo me dovremmo cambiare mentalità e modo d'approccio sulla gestione del futuro per i nostri figli. Ritorniamo ad Argo, in questo meraviglioso Akita americano. Poco fa si è fatto anche una passeggiatina, adesso è un po' più calmo. Salvatore, lui assieme ad altri tantissimi amici a quattro zampe saranno protagonisti il 14 ottobre a Favara per questa esposizione amatoriale cinofila, no? Sì, diciamo che ogni tanto riusciamo, non con poche difficoltà, ad organizzare qualcosa. Le expo amatoriali sono... Quel che si pensa è solo vedere sfilare i cani e tante altre cose, invece si creano dei legami con altri allevatori, si scambiano idee, comprendi cose che magari tu non pensavi esistessero perché per difetti di razza. Chiedi informazioni. Sì, anche se un cane, diciamo, un border collie che a me, diciamo, è un cane che io non prenderei, ti faccio un banale esempio, o un cocker, però parlare con i proprietari pure ti aiuta. Per il border collie, sì, che sia il cane più intelligente, sì. Moda, in agility è intelligente, però, sì, ma è anche più alla moda. Nelle gare di agility il border collie, diciamo, è fenomenale. Ti ho fatto il nome del border collie per dirti. C'è fame, Argo, si sta mangiando il... E ti ripeto, scambiare opinioni con i proprietari di altre razze, puoi vedere sfilare. Noi abbiamo da poco introdotto il Junior Handler,
saranno i piccoli a sfilare con i cani, diciamo è un momento di aggregazione, è una cosa bella da vedere sicuramente. Dove lo possiamo trovare tutto questo? Questo lo troveremo il 14 ottobre a Favara nella Villa Ambrosini, la villa che c'è dietro il cimitero, che è stata valorizzata in quest'estate sempre da privati. È l'unica, le altre sono state chiuse. Sì. Sono state chiuse per mancanza di manutenzione. E infatti, quindi invece di fare la manutenzione il comune ha preferito chiuderle. Infatti io penso per mancanza di manutenzione, mentre la Villa Ambrosini è stata affidata all'associazione ACIF, il Centro Italiano Femminile, che e almeno l'hanno valorizzata. Io ci passavo spesso la sera e vedevo che ogni sera c'era una sera il teatro, una sera una banda musicale, una band che suonava, c'erano piccole cose, però diciamo si è riattivata, l'hanno pulita, l'hanno sistemata, hanno fatto anche un meeting per bambini, hanno fatto una piccola piscina, tantissime iniziative. Diciamo torniamo all'amore per i cani, forse purtroppo non tutti lo hanno però, Salvatore. Certo. Magari all'inizio uno si prende il cane come se fosse un giocattolo, un peluche, poi si stufa, lo abbandona, randagismo e problemi vari. Allora io ti ripeto, molte volte quando vengono a prendere un cucciolo da me, che io ho dei cuccioli, gli faccio quasi il 4º grado, non il 3º grado, perché li metto davanti a tante cose. Tu al momento vedi il cucciolo, sì, anche il bastardino è bello, tutti sono belli da cuccioli, però devi poi confrontarti con la realtà, perché poi tu avrai il prodotto finale, è questo, 50 kg di cane per 70 cm a garrese. Tu se vuoi l'intento di prenderti un cucciolo e metterlo a casa, devi sapere che poi è bello 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi cresce. E quindi poi non puoi andare nei canili, abbandonarlo, portarlo in campagna, legarlo, perché non esiste. Quindi io gli metto davanti, gli faccio un quadro a 360 gradi alle persone, poi naturalmente decidono loro, ma io li seguo poi passo passo. Ho ceduto dei cani a Malta, a Parigi, e costantemente con i proprietari ci sentiamo, mi mandano le foto, video di come tengono i cani, e sono soddisfatto. C'è un po' di questa... Hai toccato un tasto che è randagismo. Sì, no, ma anche perché si sta vivendo anche a Favara molte lamentele, il comune non interviene perché non ha i soldi. È proprio la notizia di oggi che ha fatto una piccola convenzione con una società di Siculiana per fare diciamo, l'assistenza ai cani, il pronto soccorso veterinario, solo il pronto soccorso in caso di incidenti o di necessità, ma per quanto riguarda l'ordinarietà, ovvero la microchippatura o la sterilizzazione, ancora siamo un po' lontani. Però vedi, ad Agrigento la microchippatura è gratis, perché gli altri comuni non riescono a farla. E perché poi non lo puoi abbandonare, altrimenti poi, sì, però poi c'è la tracciabilità. Ecco. Sì, però c'è molta più gente che si accinge a mettere il microchip perché è gratis. Cioè alla fine un costo irrisorio, non è che pagare un microchip e chissà che cosa. Però quando vedono quel gratis magari lo vanno a fare. Il problema è che dimmi, Raimondo, sì. Allora, all'inizio si era inteso che metti il microchip, se perdi il cane te lo ritrovano. No, vabbè. Poi alla fine hanno capito che se metti il microchip, se abbandoni il cane ti trovano. E allora diciamo che... Allora, innanzitutto io mi sono occupato di randagismo nel 2012 svuotando il canile di Aragona con l'operazione Via Cani d'Aragona, era stata affidata a me come responsabile dell'operazione, abbiamo portato 108 cani da Aragona a Poggibonsi. C'era una signora d'Aragona che ci nesce senso e accumulava cani di continuo, li ha messi in un luogo... Non può essere fatto in maniera così, diciamo, non poi ordinata. hanno abbandonato tutto, allora il sindaco tedesco autorizzò una struttura provvisoria in Condrata Zoira, poi mi venne un'idea, devo ringraziare coloro che mi hanno detto che si poteva fare, grazie all'associazione Convido nel Cuore e Marzia Bau, con nome dell'associazione Bau, siamo riusciti a trasferire questi 108 cani da Aragona a Poggibonsi. A Pisa. Noi li abbiamo portati all'aeroporto col cargo, noi ci occupavamo dell'accalappiamento, li mettevamo in questi trasportini, prima però l'ASP ci ha dato la possibilità di dimostrarci che comunque gli uffici funzionano, li abbiamo microchippati, abbiamo fatto il test della Lesmani, abbiamo fatto il test della Riccheziosi, quelli malati non potevano partire. Ora, il discorso del randagismo, io infatti volevo... Il problema è che se tu non sterilizzi, quando hai cuccioli, ti pensi che li puoi mettere il territorio da 8 diventano 32. C'è una soluzione che io avevo proposto all'amministrazione, cioè se noi abbiamo 10 cagne femmine, facciamo un'ipotesi, ogni cagna partorisce dalla media di 5 cuccioli. Fra 9 mesi altri 5. Cioè se tu le moltiplichi, invece io avevo proposto la sterilizzazione, sì. Tu prendi i cuccioli, le cagne, le sterilizzi e le rimetti sul territorio, perché alla fine... Ma la legge questo dice. Se noi abbiamo fatto così, abbiamo 2 cani del quartiere, abbiamo sterilizzato... Ma l'avete fatto da privati. Da privati. Perché non vanno tramite le amministrazioni?
Perché non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi. Allora, ti spiego una Se tu cosa. riesci a fare delle convenzioni, magari attraverso Perché delle prima donazioni, c'erano i canili. Cioè, Per esempio il comune di servono. Favara, no? Spende 74.000 Bravo. euro l'anno perché c'ha i cani ricoverati a San Cataldo. E con la metà di questi San di questi Cataldo. soldi potresti fare la Cassetta, non so dove, sterilizzazione. insomma, Lo so, Peppe Bennica. No, dico, ma è una cosa lì. Cioè, No, ma metti lì il mio li ragionamento, ricoveri guarda lì e quanti soldi risparmieremmo. Certo. I terreni ci sono, lo spazio Certo. c'è, e allora mettiamo un canile, pigliamo i lavoratori, li formiamo, li mettiamo lì, guarda quante risorse potremmo con andare. la cosa andare a principale, come trovare. diceva Salvatore, di sterilizzare. Ma con di questi soldi sterilizzare. vai a fare la sterilizzazione e vai a risparmiare. Perché prima o poi il randagismo non dico che lo elimini, però dai un attimo. Lo contiene Sì, sicuramente. ma infatti. Ritorniamo Questa è una alla campagna che non alla ti produce mostra più. Expo. È aperta a tutti? O Sì. bisogna essere insomma cani Solo di cani di cippati prim'ordine? naturalmente. Ah, cippati, Solo certo. cani cippati. Certo. Il resto Quindi anche possono partecipare diverse categorie, anche bastardini, diverse diciamo. razze, I meticci possono partecipare tranquillamente, cani di razza e tutto tranquillamente. L'importante è che abbiano già compiuto i 2 mesi, ma sicuramente nessuno porterà il cucciolo prima dei 2 E che mesi. siano educati, giusto? Va bene, questo sicuramente sarà Almeno alla al base. padrone. al vivere civile. Sì, questo sì. Non saranno ammessi cani con le orecchie tagliate, con le tagliate, questo è perché non Ormai rientra. questo è tutto fuori legge, ecco, tutto fuori legge. finalmente. In Italia. E Non poi ri- naturalmente ci possono venire soprattutto gli amanti che anche Sì, non avendo sì, il cane possono ammirare queste Ma anche perché ti queste ripeto, belle ci sono creature. io nelle varie expo ho riscontrato persone che venivano lì con i propri bambini, portarli a vedere un pochettino e farsi un'idea su che tipo di cane, parlavano con diversi allevatori e capire il comportamento perché si stavano documentando nell'attesa di prendere un cane. E quindi ti ripeto, è un modo per passare una bella giornata, quindi saremo lì tutta la giornata. Bene, a proposito di belle giornate, continuiamo questo percorso, questa informazione delle giornate FAI di autunno, Veronica. Sì, allora eravamo arrivati al primo percorso, Al primo quindi adesso percorso, vorrei sì. esporre il secondo, quindi il primo diciamo dal complesso dei Ligurini al serbatoio Itria. Il secondo percorso invece sarà dal Palazzo della Camera di Commercio o Palazzo dell'Orologio, dove appunto dicevo tantissimi di noi si trovano spesso a passare appunto da lì, magari non sapendo invece la storia, quindi avremo sicuramente il piacere, l'entusiasmo di dover descrivere tutti questi dettagli che si trovano nel prospetto, all'interno, dove addirittura anche lì abbiamo una piccola sorpresina da svelare agli agrigentini in particolare che sicuramente appunto passano sempre da lì e non sanno. Non la sveliamo qua. No, non lo posso dire. beh, È bello venirla a vedere, è giusto, questo. sì, Spoiler. ci mancherebbe. Però anche lì dico, Bisogna abbiamo fatto venire. tantissime ricerche, quindi veramente c'è tanto da raccontare, tantissimo. Dopodiché si proseguirà verso la chiesa del Purgatorio, e questa invece è una chiesa che generalmente è aperta, diversamente dagli altri luoghi questa è aperta. Questa volta però ciò che cambierà sarà la prospettiva, quindi la narrazione che ne faremo. Anche questa è legata molto al tema dell'acqua. Di questo appunto se ne sa anche tanto poco, si parla di, adesso non lo voglio spiegare, però sicuramente è tutto legato all'acqua e questa è la curiosità principale. E dopodiché l'ultimo palazzo sarà il Palazzo Scerri, attraversando la Via Neve. Anche questo passaggio attraverso la Via Neve, che molti agrigentini conoscono, io per prima lo continuavo a nominare, ma non sapevo il motivo di questo toponimo, spiegheremo anche il perché si chiama proprio Via Neve. Ed anche questo siamo molto felici perché siamo riusciti proprio a collegarlo con l'acqua. Finiremo quindi questa Via Neve ed arriveremo al Palazzo Scerri, palazzo settecentesco che appunto sede da oltre 100 anni dello studio legale Scerri ed aprirà le porte per mostrare questo bellissimo atrio con la sua scala monumentale. Un invito che rivolgiamo a tutti, ripeto, gli agrigentino, chi è di fuori, che magari, come diceva prima Veronica, vede la chiesa del Purgatorio, dice vabbè quella è la chiesa del Purgatorio, però vedere, ascoltare e soprattutto farsi spiegare alcune cose particolari Esatto. e come gustarla ex novo. Anche perché il presidente appunto del FAI Carandini dice sempre valorizzare non vuol dire soltanto aprire un luogo che non si vede, ma valorizzare anche attraverso la storia di un posto, si valorizza quel luogo e quindi cogliamo questa occasione per valorizzare i nostri beni attraverso la narrazione. Raimondo, se invece io volessi venire ad Aragona, come mi devo organizzare? Ti organizzare, prendi la macchina, inviti tutti i parenti, insomma, giusto? Invitate più gente possibile, arrivate, insomma, parcheggerete, ci sono tanti parcheggi, insomma, alla fine c'è la strada, potete parcheggiare la strada, poi al campo sportivo sono 5 minuti a piedi, arrivate davanti alla botte del Pellegrino, che diciamo dove c'è il bar, il ristorante Lo Sperdicchio, da lì alle 16 per la camminata. Se non vi volete fare la camminata, alle 20
sempre lì dove c'è lo sperdicchio, ci sarà il taglio del nastro, sindaco con la forbice, quella grande, taglierà il nastro e daremo inizio alla festa del pellegrino. Allora se ti metto un po' in difficoltà, Sì. voglio che mi instradi invece per iniziare un percorso per la via Francigena. Allora, la via Francigena, il tratto che passa da Aragona, inizia, è il tratto che da Comitini poi, c'è il salto e arriva fino ad Aragona, e Aragona segui, salendo la via, questa breve strada provinciale che da Comitini porta ad Aragona, e si è subito nella via Alberto Mario, poi si scende per Piazza Matrice, si sale sotto l'Arco di Sorelle, Rosà, piazza famosissima, dove c'è anche l'orologio, e poi si prosegue all'interno delle vicine del centro storico fino ad arrivare poi alla stradina che ti porta a Ioppolo. Da tue notizie, il percorso intero, Palermo-Agrigento, inizia a essere 180 frequentato? sono, sì, addirittura 2 amici miei di Aragona, 2 ragazzi l'hanno fatto, anzi li saluto, Cipolla e Graceffa, Luciano, amico mio, mi ha detto che insomma è difficile. Sono partiti dalla stazione Come lo vuoi centrale. affrontare? Ecco, non è che Certo. te li puoi fare in un giorno. Non si possono. Allora, c'è chi è che l'ha fatto in un giorno, c'è addirittura chi l'ha fatto in 2 Ci giorni. sono dei luoghi di sosta, magari già Sì. ormai Allora, con Google, sul sito della Magna Francigena trovate tutti i percorsi, trovate tutti i punti dove potete mangiare, dove potete riposarvi, ci sono delle strutture che hanno allestito apposito per fare accoglienza ai pellegrini, e anche tipo ad Aragona proprio c'è il menù del pellegrino, dello sperdicchio, dove all'interno si trova questa pasta all'aragonese. A Castronuovo Sicilia mi raccontavano che è un punto è molto importante, e poi quasi a metà strada. Quasi a metà strada c'è un punto molto importante, poi c'è a parte il fatto che se la deve proprio sentire uno di fare questa strada, Certo. non è che uno si parte e dice vado a provare a fare una passeggiata, fai magari, io ne ho fatto un tratto Comitini-Aragona, siamo passati dalle miniere, abbiamo visto il territorio, perché poi chi fa questo percorso, a parte il discorso religioso, si mette proprio alla prova, Certo. Vediamo un attimino se sono in grado di portare a compimento un progetto. E poi c'è chi magari anche lo fa con la bicicletta, c'è un percorso anche in bicicletta, mi raccontavano, c'è chi lo fa magari a cavallo, c'è una parte del trekking a cavallo, abbiamo incontrato i ragazzi che hanno fatto Palermo-Aragona a cavallo. È un percorso importante, Aragona deve utilizzare questo percorso importante per mettere in luce tutte le bellezze che ha, sia turistiche sia monumentali che gastronomiche. Bene, i Principi Naselli ci sono ancora? I Principi, nel corteo storico c'è tutta la famiglia riunita. Sì, Però abbiamo ospitato, credo, la professoressa Rizzo. la professoressa Rizzo, Sì, che lei è ricordo bene, sì. del corteo storico Sì, ai Principi Naselli. Sì. Ci sarà la visita del Palazzo Principe, sarà aperto il Palazzo Principe. Belle occasioni. Bellissimo. E Paola, all'inizio ti volevo chiedere di questo contributo che l'Unione Nazionale Cooperative dà, oltre a un'assistenza su chi questi di ragazzi volessero intraprendere questa attività. Ti senti di consigliarlo? Sì, guarda, ci sono Poi già... riceve delle difficoltà, ecco, per Sì, questo... le difficoltà notevoli sono sempre quelle burocratiche. La burocrazia in questo paese si vive di burocrazia. Guarda, per esempio, ascoltavo una trasmissione l'altra sera, in Italia ci sono 140.000 leggi l'ho vista pure io. e 5.000 in Germania, cioè 5.000, cioè le proporzioni sono talmente così assurde che a mettere su qualsiasi attività ti crea tutti i problemi che ci possono essere. Però a prescindere da questo, ecco perché parliamo di un mondo della cooperazione. Guarda, il bello della cooperazione lo sai qual è? Che il lavoratore e il padrone sono la stessa cosa, non c'è lì il lavoratore. Il lavoratore e il padrone sono sempre i soci, ecco, perfetto, si identificano nello stesso percorso. Certo, chi vuole andare a fare cooperazione per far soldi non conviene, perché lì bisogna garantire lo stipendio ai lavoratori, perché tra l'altro tu lo sai, il lucro non ce n'è lì, i soldi in più che tu guadagni rispetto a quello che sono le spese vanno reinvestite di nuovo nella società, e reinvestendo è chiaro che tu puoi offrire un servizio
a minor costo e sicuramente migliore rispetto ad altri che E vogliono poi è fare. anche molto importante l'approccio, no? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. vuoi Oggi come oggi, intraprendere questo percorso. sul sociale, posso dirti a prescindere da quello imprenditoriale, l'agricoltura, il turismo, la pesca, ma su quello sociale, per le cose che ti dicevo e per il grande bisogno che c'è di assistenza, lì i giovani possono trovare terreno fertile se hanno intenzione di lavorare. Noi ci siamo, ci sono anche gli altri, associazioni cooperative, siamo lì pronti a seguirli, ti dicevo, diamo proprio come spinta questi 1.000 euro per dire guarda l'atto costitutivo, te lo paghiamo noi, dopodiché ti spieghiamo un po' come funziona, se vuoi davvero dedicarti se hai impegno, e hai impegno a voler lavorare e impegnarti, sappi che ti daremmo gli indirizzi. Vuoi fare del sociale sui bambini, vuoi fare del sociale sugli ammalati terminali, vuoi fare del sociale sugli anziani, e non ci sono tutti i settori dove tu puoi andare a farlo perché oggi c'è carenza in tutto il territorio. Bene, ridendo e scherzando siamo praticamente anche noi arrivati alla fine del nostro appuntamento. I nostri amici più affezionati che si sono resi conto che in realtà oggi manca il nostro ospite musicale, insomma lo salutiamo così, ci sono stati degli imprevisti e arriviamo alla chiusura della nostra trasmissione. Veronica mi diceva, ma c'è ancora? Sì, con la formula c'è sempre, Veronica, perché noi nel salutare e nel ringraziare i nostri ospiti chiediamo, Paolo, di farlo in maniera diversa, no? Noi il solito grazie, arrivederci, vogliamo che lanciate un messaggio con una frase, con una citazione, con insomma, un buon proposito che deve darci sempre l'impressione che il bicchiere, non solo l'impressione ma anche la realtà, che il bicchiere è sempre mezzo pieno e credo che riusciamo a vivere ancora meglio. E allora grazie della presenza e della partecipazione e buon lavoro a Paolo Bunone, responsabile provinciale UNCI, Unione Nazionale Cooperative Italiane. Il tuo saluto, Paolo? Sì, il mio saluto è quello che il bicchiere bisogna vederlo sempre pieno, ma per farlo diventare pieno bisogna impegnarsi e ognuno fare quello che è di proprio che deve fare, non deve fare di più rispetto a quello che non c'è. I tempi sono brutti, bisogna reagire nell'investire sull'idea, investire su una cosa a cui credi e lì ti devi impegnare. Se così facciamo tutti, ognuno nel nostro ambito, probabilmente e spero il futuro sarà migliore. Grazie della presenza e della partecipazione Raimondo Collura, Visit Aragona e naturalmente con questa festa del Pellegrino e la giornata nazionale del camminare. Io rubo la frase al FAI e dico venite ad Aragona, ma non come turisti ma come ospiti. Vi aspettiamo il giorno 13, scusate. Grazie a Veronica Vella e a tutto il FAI Giovani Agrigento. Grazie a voi. Io ovviamente vi dico vi aspetto sabato 13 e domenica 14 e ricordo la campagna nazionale che è molto emblematica e ricordati di salvare l'Italia. Quindi sì, sostenere il FAI attraverso i contributi, l'iscrizione e soprattutto i luoghi del cuore che si possono votare ancora fino a novembre. Grazie alla famiglia Chiarenza e per famiglia intendo non soltanto Salvatore il papà, Giuseppe il figlio, ma anche Argo, il bellissimo Akita americano. Salvatore. Vabbè, io ne approfitto per ricordarvi della giornata dedicata ai nostri amici a Quattro Zampe che si terrà il 14 ottobre, domenica prossima, diciamo alla Villa Ambrosina a Favara. Quindi ne approfitto per ringraziarvi dell'invito e per l'opportunità che mi avete dato di far conoscere di portare la Akita americana in televisione qui dalle nostre parti. Bene, grazie allora a voi, grazie a Argo e soprattutto grazie ai nostri gentili telespettatori che anche questa volta avranno avuto la possibilità di conoscere alcuni aspetti nuovi e che ci hanno seguito e che ci amano ancora oggi. Grazie e buona serata a tutti.